Sveva Casati Modignani, autrice di numerosi libri di successo e bestseller, è qui a Pordenone a presentare la sua ultima fatica. Ce ne parla l'autrice. Beh, io non la chiamerei fatica, la chiamerei piacere, perché se scrivere dovesse costarmi fatica, forse cambierei lavoro, invece è una gioia raccontare. Allora, l'ultimo libro che ho scritto è uscito lo scorso autunno, non è assolutamente una novità, però è La vigna di Angelica ed è un romanzo che racconta una delle eccellenze italiane che è la produzione vinicola. Angelica è una vignaiola, ha ereditato da una famiglia che ha 200 anni di storia nel mondo del vino questa azienda e la guida con grande sapienza, come sanno fare le donne, che non si arrendono mai di fronte a nessun ostacolo, e contemporaneamente al lavoro affronta anche i problemi della sua famiglia, che non sono pochi. Ecco, giustamente ha detto diversi mesi che è uscito il libro, per cui i lettori si chiedono a cosa sta lavorando lei in questo momento. Io i lettori lì assatanati che si chiedono che cosa sta facendo la Sveva non me li immagino proprio. Comunque io ho appena finito di scrivere un nuovo romanzo invece ambientato nel mondo della scuola. Un ambiente interessante. A me L'argomento l'argomento mi interessava molto, se no non l'avrei affrontato. Mi è sembrato molto molto importante, poi in un'epoca così difficile come la nostra, dove i giovani non sanno bene dove andare a parare, dove i problemi sono tantissimi, anche quelli che seguono nei banchi di scuola non sono così motivati, sapendo che nel momento in cui usciranno da questi banchi non sapranno se avranno un lavoro oppure no, quindi sono momenti faticosissimi. E io ho scritto un romanzo